dietrofront del comune, anzi del commissario straordinario Zappalorto sugli alberi del Lido, ha spiazzato un po' tutti, facendo sorgere spontanee alcune domande. Come mai, ci si chiede, secondo il dossier redatto a febbraio 2014 da un'equipe di agronomi di Favaro, le piante del Gran Viale, ben 200, erano tutte da eliminare in quanto malate e invece adesso Insula dice che gli alberi da abbattere sono solo 50. La causa delle cattive condizioni dell'alberatura, soprattutto dei platani del Lido, era stata data a un eccesso di salinità causato dalle frequenti acque alte, ma un altro motivo per cui andar giù di scure era anche la questione delle radici che deformano l'asfalto e sono di intralcio a eventuali lavori per la rete fognaria. La soluzione migliore sembrava quindi far tabula rasa dei vecchi alberi e piantarne di nuovi. A questo punto la domanda è una sola: cui prodest, a chi giova? La risposta: a chi di dovere.